Al Floor Mart di Padova, Veneto Agricoltura e la comunità degli Stati Generali dei Boschi di Pianura premiano l'uomo che piantava gli alberi. Il premio dedicato a Jean Genot è dedicato a chi si è contraddistinto per la piantagione di alberi di pianura. 37 candidature, 5 selezionate dalla giuria tecnica, un vincitore, Cristian Marcolin dell'Associazione Spiritus Mondi, con il progetto Il Bosco Vivo. Premio Jean Genot di Veneto Agricoltura 2019. Allora, prime considerazioni? Siamo entusiasti di questa inaspettata vittoria, ci speravamo però non eravamo, fino alla fine eravamo in ansia. Speravamo perché? Speravamo perché ogni aiuto che ci arriva dall'alto per noi è una benedizione, perché siamo un'associazione di volontari, quindi viviamo anche della compartecipazione, della solidarietà che ci arriva dal basso e da ogni fronte per creare i nostri progetti. Presentiamo velocemente il progetto che ha vinto. Il progetto è il Bosco Vivo, è un format che abbiamo creato per capillarizzare dei boschi urbani nella provincia di Padova. Vede l'attivo adesso una compartecipazione di 7 enti, 7 comuni, sui quali si distribuiranno circa 22.000 alberi, piante tra alberi e arbusti, nei prossimi 2-3 anni. Quindi una parte di questa vincita ovviamente andrà distribuita in uno di questi boschi. Perché gli alberi? Per contrastare la vulnerabilità climatica e anche i problemi attuali in pianura ci è sembrato opportuno ripartire da questi polmoni verdi che sono stati devastati nella pianura padana. Per cui se uno pensa anche alla sanità pubblica, è ovvio che in un contesto ambientale malsano nessun cittadino, nessun paziente può crescere veramente in salute. Professor Lorenzoni, allora qui abbiamo un'iniziativa curiosa, nasce un bosco e soprattutto premiamo chi pianta gli alberi. Sì, un'iniziativa curiosa nell'organizzazione del premio e questa capacità di coinvolgimento, ma assolutamente in linea con quelle che sono le direttive su cui la sostenibilità è declinata a livello europeo, a livello nazionale. L'idea di forestare anche gli spazi urbani, gli spazi di pianura è diventato, direi, un passaggio obbligato, e quindi trovare le modalità con cui fare questi investimenti, con cui coinvolgere le amministrazioni locali in questi progetti di riforestazione è assolutamente determinante per tante ragioni. A iniziare dai cambiamenti climatici che nella pianura padana stanno portando delle alterazioni importanti del territorio, ma fino alla qualità della vita delle persone, perché è veramente trasversale l'appoggio all'investimento in forestazione di pianura. La gente desidera questi spazi, li chiede ed è disposta anche a prendersene cura in molti casi, per cui è bello vedere questo coinvolgimento assolutamente largo a questo tipo di investimento. Un tempo ce n'erano sicuramente molti di più, poi la deforestazione del Veneto per dar spazio alle colture erbacee è stata fatta moltissimi anni fa. Oggi noi vogliamo cercare di riportare la forestazione anche in pianura. È stato firmato una carta di Sandrigo nel 2017, nella quale tutti i firmatari hanno portato il loro assenso a voler far crescere il numero delle foreste e la superficie delle foreste nel Veneto. Veneto Agricoltura è sicuramente molto coinvolta in questo progetto e il premio Jean Genot che oggi vogliamo assegnare premia, secondo noi e secondo una giuria qua presente oggi, quello che dovrebbe rappresentare al meglio fra i 37 candidati che sono arrivati chi ha diritto di vincere il premio per aver piantato delle foreste nel Veneto. L'agroforestazione è uno dei temi importanti dell'agricoltura, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze sul clima.
quindi sulla gestione delle attività agricole ma anche sul clima. Quindi secondo noi l'agricoltura, per quanto possa essere estensiva e rivolta verso culture erbacee, sicuramente può giovare anche dell'intervento delle foreste che possono essere nelle zone limitrofe alle colture. Boschi in pianura sono tantissime cose assieme. Sono prima di tutto un ecosistema straordinario che abbiamo perso per oltre il 99%. Parliamo tanto della deforestazione dell'Amazzonia, del Borneo, ricordiamoci che la nostra Amazzonia era la pianura padana e che l'abbiamo pulita del 99% dei boschi, quindi c'è un dovere etico nei confronti della natura che lì vive, perché almeno un 1% noi lo possiamo ricostruire. C'è una funzione idraulica, i boschi sono spazio a disposizione delle alluvioni, c'è una motivazione ricreativa, sono il fuori porta dove tutti cerchiamo di andare a cercare un po' di pace e di ricreazione. Ci sono altre funzioni che possono essere anche produttive, pensiamo per le api e tutto quanto il resto, quindi tante motivazioni assieme. Per l'agricoltura fanno parte di quel grande depuratore diffuso dato dagli alberi e quindi aiutano a ripulire le acque superficiali, le acque delle nostre falde e quindi a mettere a disposizione dell'acqua di migliore qualità per le nostre aziende agricole.